In questo momento io, come tutti i provider d'Italia, a parte forse quelli della Sicilia, non abbiamo prospettive, nel senso che stiamo aspettando un cenno o dalla regione o dal governo che cioè, pare si sia dimenticato completamente della nostra categoria. Luciana Bilotti è una provider, organizza convegni in ambito medico-scientifico e accreditata presso il Ministero della Salute, perché questi eventi valgono anche per la formazione professionale. Da marzo lei, come tutto il comparto congressuale, è fermo, una paralisi che non vede all'orizzonte uno sblocco. Se lei chiede agli hotel cosa ne pensano, le diranno quello che le sto dicendo io, che è un po' una disperazione. Ecco, ma non solo gli hotel, pensi ai catering per esempio, e anche ai ristoranti. E poi i congressisti girano per la città, quando i congressi sono di 2 o 3 giorni, chiaramente fanno acquisti, vanno alle mostre, insomma. Secondo me è un settore importante che è stato trascurato completamente. I benefici sul territorio dei congressi è di circa 300 euro al giorno per ogni partecipante. L'importante ora è ripartire con un appello al governo perché tolga il divieto di partecipazione ai congressi al personale sanitario. Iniziare a pensare anche a noi, magari riflettendo prima su i corsi più piccoli, i meeting, gli incontri che possono essere di 50 o anche aprendo fino a 100 persone, perché ci sono le strutture anche negli hotel che permettono quindi il distanziamento e tutto quello che serve insomma per evitare contagi.